L'attesa si fa eterna, siamo sotto la volta delle granate. Simili, ululati, nitriti. Quella cosa tossisce, sputa, sparisce, grida e si lamenta. Le membra volano per aria. Mi arriva del sangue in viso. Si sentono urla strazianti, si superano trincee abbandonate. Grappoli di cadaveri, ripugnanti come fagotti di stracci, granate riempite fino all'orlo. Lunghe ore di attesa, si trema sotto le granate. Lunghe ore di pioggia, fredda, grigio. Infine, la pelle d'oca dell'alba. Questi ragazzi hanno vissuto qualcosa che è vicinissimo nel tempo, perché 100 anni non sono niente, ma in realtà è lontanissimo da noi dal punto di vista della percezione. Perché questi escono da un mondo innocente, diciamo, da un mondo di silenzi, da un mondo agreste, da un mondo contadino, che è lontanissimo da quello che viviamo noi oggi, e sono stati sbattuti di colpo nel tritacarne di una guerra industriale. La guerra bianca, diciamo, quindi la guerra nella guerra, su quel fronte estremo che erano le Alpi, fino a quasi 4.000 metri di quota, crea delle analogie tra alpinismo e guerra. Senza forzare, però possiamo dire che in quel momento essere alpinisti aveva una sua funzione, perché voleva dire sapere resistere meglio al freddo, sapersi muovere meglio su terreni estremi, pareti di rocce e di ghiaccio. Conoscere la montagna voleva dire in qualche misura avere qualche chance in più, di nuovo non di conquistare ma di sopravvivere. Anche il colore di questa guerra è una roccia chiara, in calcare, che sarà tragicamente macchiato di sangue. E nel calcare più che vincere, più che conquistare si resiste, si aspetta, è una guerra di attesa infinita, è una guerra in cui i momenti di vera avanzata sono rarissimi e invece predomina un'attesa snervante del tempo che non passa mai, della primavera che non arriva mai, del nemico che è lì a 2 passi ma che di fatto resta lì anche lui. Utilizzavano già gli esplosivi detonanti, la dinamite è introdotta da Nobel all'inizio del secolo XX e quindi era già stata abbandonata la polvere nera che invece ha caratterizzato l'impiego degli esplosivi fino agli inizi del 1900. Quello che quelle orecchie, quei timpani hanno sopportato e quello che quelle narici hanno fiutato oggi è inimmaginabile. E lì c'è forse solo un elemento che ti può aiutare ed è quello di vivere quei luoghi nei momenti del silenzio, la notte, perché era soprattutto la notte insomma, che diciamo, il bombardamento diminuiva di intensità ed erano i lunghi momenti dell'attesa. No? Questa notte che è come la bocca mostruosa che inghiotte uomini, mezzi. Una cosa che dico è che la Prima Guerra Mondiale è il momento in cui si avverte la dimensione industriale della guerra, cioè nasce qualcosa di completamente diverso. Cioè, il tritacarne, il concetto del tritacarne dà proprio l'idea, no? di qualcosa che costruisce la morte come la produzione di massa allo stesso tempo. Quindi questa sensazione di appartenere, di essere entrati dentro qualcosa di troppo grande, in cui la dimensione
individuale del coraggio non contava quasi nulla, perché una mitragliatrice era capace di distruggere battaglioni interi. È un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico, ma è un grande salto indietro dal punto di vista antropologico. Chi non pratica la montagna, soprattutto una montagna difficile, estrema, fa fatica a capire come si possa andare a cercarsi in delle situazioni come la montagna invernale, come in guerra questo era un dovere, era una necessità, in alpinismo è una scelta. Una delle cose stupefacenti della Prima Guerra Mondiale è l'ostinazione con cui questi individui sono rimasti individui nonostante una guerra che li voleva far diventare numeri. Cioè si calcola che ogni soldato ha ricevuto o spedito circa 1000 lettere durante la guerra, il che significa che per la sola parte italiana del fronte abbiamo circa 4 miliardi di missive, una quantità pazzesca, è come uno strato geologico di carta che si è depositato nella stratigrafia della storia d'Italia e che continuerà probabilmente a essere scoperto a distanza di anni, cioè i nipoti dei nostri nipoti, rovistando nelle vecchie soffitte di famiglia, troveranno delle lettere che parleranno di una guerra che per loro sembrerà distante come quella del Risorgimento, anche di più, e cioè questa guerra di trincea mostrava sempre questo lato commovente del soldato che cerca di dare un senso all'insensato, quindi i disegni, le pareti della trincea scolpite con dei simboli che lasciano il segno di una presenza umana, le canzoni che sono composte, ci sono spartiti e spartiti che sono stati composti in trincea, diciamo dalla parte più colta dei soldati, degli ufficiali, hanno composto un sacco di musica. La musica è stato un elemento grande di resistenza di questa guerra, di resistenza però dell'individuo all'annichilimento, no? Non potendo colpire direttamente le persone che stavano qui dentro, si adoperavano i gas. I gas sono più pesanti dell'aria, tendono a scendere verso il basso e quindi bastava saturare la zona soprastante a posizioni che si pensava incavernate o a bunker, perché ad esempio sul fronte occidentale i tedeschi hanno scavato gallerie che andavano giù 6, 7, 8 metri sottoterra e saturando l'aria sopra a questa posizione il gas scendeva per conto suo. Tenete presente che era una gara a rincorrersi tra l'efficacia delle protezioni e l'efficacia dei gas a penetrarle. Per cui iniziati come gas stannutatori e asfissianti sono diventati poi anche gas vescicatori e di fronte a quei tipi di gas che qualche volta avevano un'azione non immediata ma dilazionata nel tempo, quindi si entrava in contatto con l'agente gassoso il giorno prima e le vesciche si cominciavano a formare il giorno dopo, l'effetto era micidiale. Le uniche maschere effettivamente efficienti erano quelle tedesche e quelle inglesi che abbiamo in dotazione dalla fine del 17 in poi, perché le nostre, che sono fatte semplicemente con flaconi di gas impaccati e bagnati con sostanze, qualche volta di pirulina e basta, d'accordo? Efficaci contro il cloro, non lo sono contro l'iprite ad esempio, che è anche vescicatoria. Le maschere francesi che abbiamo avuto come modello per costruire poi le nostre, di nuovo risultano efficaci rispetto a alcuni tipi di gas, ma non a tutti. Le uniche veramente affidabili erano quelle inglesi che avevano il respiratore esterno, quello quadrato che portavano sul petto, d'accordo, che aveva il filtro dentro e che comunicava con un tubo di gomma alla imboccatura che veniva addentata tra i denti con la protezione del viso anche contro gli agenti vescicatori. E però quelle arrivano col contagocce qua da noi. C'è anche da dire che per fortuna, siccome la guerra nostra si combatte soprattutto in montagna l'effetto di gas è molto meno importante che in pianura perché i venti li determinano. L'abbiamo pagata cara per questa considerazione a Plezzo, dove
scaricati i gas durante una fase in cui c'era presa da monte, le linee nostre che erano più basse sono state investite in pieno durante la notte dall'ondata di gas, per cui la Friuli, che era quella che teneva la prima linea e che Cadorna poi nel suo bollettino dice abilmente ceduto le armi al nemico senza resistere, in realtà abbiamo le testimonianze degli assaltatori austro-ungarici che dicono che sono passati attraverso una distesa di cadaveri, perché questi sono morti senza neanche accorgersi del gas che arrivava. E questo è il punto dove si può passare, perché né Cadorna né altri avevano un'idea di dove poter fare una battaglia in montagna, non ce n'era mai stato bisogno. E quindi dove si va? Lì dove so che i miei manuali me lo spiegano. Quota 85 è famosa per Enrico Totti. Ora Enrico Totti è un grande eroe, io ho sempre paura quando ne parlo, perché in realtà è una vittima più che un eroe. È uno che fa il servizio militare nel 1905, lo fa in marina e per questo tanti sommergibili hanno preso il nome suo, ed è un atletone che non vi dico, cioè uno capace di fare cose incredibili, no? Ed è veramente un patriota proprio oltre ogni limite. Immaginatevi, in un grande campo di battaglia è già molto se uno riesce a vedere cosa fa il suo vicino. Pensa per la sopravvivenza sua, fumo, cannonate, scoppi, chissà che cosa lui fa. Fatto sta che muore. E in quel momento il poveraccio diventa un eroe. Perché se prima era uno che tutto sommato dava disturbo, adesso guarda, abbiamo la figura chiave che si è sacrificata per il paese, pur senza essere militare diventa militare. Subito le stellette e subito un grande eroe. E tutto sommato cosa vuol dire? Che sfrutti un morto. Lui naturalmente sarebbe stato felice di questo a posteriori, no? A parte il fatto che non credo che nessuno sia felice di morire. Però è un dato di fatto che è quello che fa l'Italia con lui è una porcheria. Anche se avrebbe avuto il suo consenso. È un peccato che uno sia un disturbatore finché è vivo, ma nel identico momento in cui muore, il suo nome, che già è conosciuto, finisce su tutti i giornali. Noi qui ci troviamo di fronte a una delle stazioni, diciamo così, del parco Ungaretti, e qui ha cominciato a scrivere le sue poesie più popolari, raccolte poi in un piccolo volumetto, 32 poesie in tutto, avente per titolo Il porto sepolto, e scriveva questi versi stando in trincea, e quindi le ha scritte in una situazione in cui il contatto tra la vita e la morte, il confine tra la vita e la morte era molto sottile. Quando noi entriamo in guerra lo facciamo perché siamo tirati per i capelli da tutte e due le parti. I tedeschi sono disponibilissimi a darci il Trentino in cambio della nostra neutralità. È il famoso discorso di Giolitti: di parecchio si potrebbe ottenere mantenendo la neutralità. Contemporaneamente che cosa succede? Che i tedeschi fanno sì pressione sugli austriaci, perché in realtà dare il Trentino a noi non vorrebbe dire per i tedeschi un problema, il problema sarebbe austro-ungarico. Premono sui tedeschi in cambio dell'assegno in bianco di cui si parla di attaccare verso la Serbia, perché loro ci diano, mantenendoci neutrali in questo, il Trentino. E forse gli austro-ungarici sarebbero anche disposti a darlo. C'è un patto firmato in cui però ce lo daranno alla fine dei combattimenti della guerra. Di sicuro avrebbero forse ceduto il Trentino, ma certamente non avrebbero mai ceduto Trieste. Non può un impero cedere l'unico porto che ha, commerciale, collegato alla capitale, dove può esprimere tutta la sua potenzialità economica.